Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo parlarvi dell'importanza di un corpo in salute nell'ambito magico. Infatti è importantissimo per eseguire un percorso veramente dedicato, concentrato e ottimale per seguire una salute diciamo di ferro, nel senso che maggiore sarà l'energia radiante del nostro organismo, del nostro corpo, e maggiore sarà anche la nostra potenza psichica, in quanto è tutto collegato. Assolutamente i tre corpi, fisico, mentale e spirituale, sono legati uno all'altro. In alcuni casi alcuni di questi corpi, non chiaramente quello fisico perché lo vedremo sempre completo in un certo senso, non vedremo, anche se la presenza di disturbi o di problemi anche cronici denunciano appunto un tipo di problematiche a livello vibratorio, però d'impatto è chiaro che non vediamo una differenza immediata appunto tra per esempio una persona e un'altra dello stato vibratorio, vediamo un corpo definito così per com'è, accettato nella consuetudine, perciò non siamo in grado di riflettere sulla radianza del corpo soltanto dall'aspetto fisico. È chiaro, poi ci sono alcuni segnali, il colorito, lo sguardo, segni di stanchezza, un corpo che si mantiene giovane nonostante l'età e quant'altro, vabbè, ma questi sono dettagli. In realtà gli altri corpi, ed è questo il punto in cui volevo giungere, non sono visibili ad occhio umano, ad occhio nudo, e dunque può anche darsi che alcuni di loro siano sviluppati in parte inferiore, cioè che siano più acerbi, in alcuni casi o ancora proprio nei processi di formazione. Ma non è questo il momento di parlare di questo. In realtà per giungere poi alla costruzione di un corpo spirituale forte e sano, bisogna comunque necessariamente avere un corpo fisico vigoroso e in salute, proprio perché non dobbiamo avere distrazioni o preoccupazioni nel nostro percorso di crescita spirituale. È chiaro ed è evidente a tutti che quando soffriamo e stiamo male non riusciamo a pensare ad altro che a ridurre i dolori, a guarire e ad uscire fuori appunto dalla nostra sofferenza. Pertanto oggi vi darò qualche piccolo consiglio per mantenervi sani e vigorosi. Questo perché appunto, ripeto, è fondamentale per potersi concentrare sulla costituzione di un corpo mentale, un corpo spirituale forte, vibrante e assolutamente rispondente soprattutto alla volontà e al lavoro psichico che viene fatto appunto nell'ambito magico, e non solo nell'ambito magico ma nell'ambito della correzione spirituale. Intanto una delle cose più importanti è sicuramente legato a un giusto apporto di vitamine e nutrienti. Non entro nel merito del tipo di alimentazione perché non voglio assolutamente sollevare questioni o polemiche. D'altro canto, maestri eccelsi si sono espressi con termini molto discordanti fra loro, e dunque non spetta a me coniugare il pensiero di uno e dell'altro o cercare nella Bibbia qualcosa che avalli la teoria di uno o dell'altro. Io ritengo sempre che l'alimentazione segue un po' la coscienza dell'essere umano. Per quanto riguarda comunque il mio personale parere, sono dell'avviso che una nutrizione priva di violenza sia comunque preferibile.
Al di là di questo, appunto, cerchiamo quantomeno di essere completi dal punto di vista vitaminico e dei nutrienti. Pertanto non disdegniamo le integrazioni vitaminiche laddove sia necessario, in particolar modo importantissime la vitamina C, assolutamente man bassa, le mandorle, mi raccomando, con la pellicina perché sono notoriamente antitumorali, ricche tra l'altro di omega e nutrimenti fondamentali per il buon mantenimento di tutto l'organismo intanto, ma anche delle funzioni cerebrali, che questo per noi è fondamentale. Dunque via libera a tutte quelle che sono anche i frutti ritenuti grassi, che vengono chiamati frutti secchi erroneamente, ma comunque noci, nocciole, pistacchi e quant'altro. Eh, Fermo restando che la mandorla, proprio grazie alla sua buccetta marrone, è portentosa, dunque non dovrebbe mai mancare almeno nella misura di un pugno al giorno. Altri sono i rimedi fondamentali perché molto del nostro organismo e della buona vitalità del nostro organismo è collegato ai cicli circadiani, non solo di assimilazione ma anche proprio i cicli legati appunto al riposo, sonno-veglia, insomma questo. E dunque ritenuta fondamentale un ormone, perché di ormone si tratta, ed è la melatonina. Recentemente si è parlato un pochino di questo, di questo ormone eh, e si è scoperto che ha proprietà importantissime non solo per contrastare l'invecchiamento cellulare, ma anche per lavorare sul riposo, ma questo è risaputo, appunto la sua capacità di dare una regola ai nostri cicli, a, a darci una regolarità anche nelle fasi di sonno e veglia, ma è importante anche conoscere il fatto che naturalmente, spontaneamente, ogni notte noi rilasciamo, a partire dall'ipofisi, questo ormone è importantissimo e viene appunto rilasciato all'interno dell'organismo e dunque, detto proprio in termini leggermente diversi, si tratta appunto di un frutto straordinario prodotto dalla ghiandola pineale, il terzo occhio, diciamola così. Dunque potete immaginare che si tratta di un ormone fondamentale nel processo di crescita spirituale perché appunto apre porte di sensibilità all'altro non inteso all'altro il prossimo, e poi anche qua è bello poi un domani parlare su quello che può essere veramente inteso come il prossimo, ma all'altro inteso come un mondo extrasensibile. Pertanto è bene un'integrazione di questa melatonina perché appunto ci permette di regolare bene i nostri cicli notturni e diurni e questo darà a noi una grandissima lucidità mentale, proprio perché il riposo è fondamentale, anche se appunto moltissimi sono in grado di fare esercizi di ricarica e anche di non dormire a lungo, però in realtà un buon riposo notturno, un buon viaggio astrale notturno ricarica in maniera incredibile l'organismo. Dunque è importantissimo tenere conto di avere sempre un buon riposo sulle spalle. Dunque, ricapitolando, importantissima la vitamina C a man bassa, come ho detto, una manciata di mandorle al giorno, ottima la melatonina e un'altra fondamentale introduzione che andrebbe fatta quotidianamente è l'MSM, e cioè una molecola a base di azoto fondamentale non solo per quello che è la rigenerazione dei tessuti,
la crescita dei capelli, delle unghie, il rinvigorimento appunto di tutti quelli che sono i punti di zolfo all'interno del nostro organismo, ma anche perché è famosissima per ridurre gli stati infiammatori, è utile addirittura in alcune forme croniche anche gravi e non ultimo può essere di grande aiuto e sollievo nei casi di difficoltà o problematiche legate appunto a forme di sensibilizzazione tipiche dell'asma o delle forme che vessano le vie respiratorie. Per esempio tossi persistenti, difficoltà respiratorie, perché simula in un certo senso il lavoro ho un vuoto, dovrò mangiare più mandorle, simula il lavoro del cortisone, però senza le controindicazioni del cortisone. Per il momento vi ringrazio di avermi ascoltato fin qua, parleremo senza dubbio di tantissime altre cose che aiuteranno il vostro organismo a essere radiante e vitale, ma questi erano secondo me i fondamentali da tenere sempre in casa. Ce ne sono molti altri, tra cui l'aloe vera, ma la nominerò più approfonditamente in un'altra pillola. Vi ringrazio intanto di avermi seguito fino a qua e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.